in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. Oggi parleremo di energie alternative. Parlare di energie alternative significa parlare inevitabilmente di salubrità dell'ambiente, ma anche di tanti vantaggi economici. Però bisogna parlare anche di tanti aspetti controversi, come ad esempio la sottrazione di suolo agricolo, piuttosto che l'impatto ambientale sul territorio di questo tipo di impianti, e ancora l'effettivo funzionamento del biogas e quali sono gli effettivi vantaggi. Di tutto questo parleremo insieme ai nostri ospiti presenti qua in studio. Abbiamo Francesco Dugoni, direttore di Agire, buongiorno, e Manuel Lugli, imprenditore agricolo, gestore di un impianto fotovoltaico da 500 kW e pronto, diciamo, per così installare anche un impianto di biogas. Sì. Ecco qua, ne parleremo in puntata. Parleremo anche di tante altre tematiche, parleremo infatti anche di zootecnia ed in particolare delle novità legislative che derivano dal recepimento della direttiva 74/99 che riguarda in particolare gli allevamenti di galline ovaiole, e andremo a visitare in anteprima un museo dedicato alla vita contadina e alla storia del maiale. E allora andiamo a vedere subito il nostro servizio di copertina dedicato alle energie rinnovabili in Italia e nel Mantovano. Abbandonato a quanto pare il nucleare, secondo il rapporto di Legambiente quest'anno sono 7.661 i municipi italiani che ospitano almeno un impianto di energia rinnovabile. Nel 2010 erano 6.993 e nel 2009 5.580. Anche Mantova fa la sua parte. Gli impianti allacciati sono 2.934 per un totale di potenza installata pari a 108.385 kW, in grado di soddisfare circa 39.000 utenze domestiche. E si trova proprio nel Mantovano uno degli impianti fotovoltaici più grandi della Lombardia. È stato installato pochi giorni fa sulle due sedi di Medole e Asola di una nota azienda leader nel settore dell'intimo e della calzetteria. È l'ultimo in ordine di tempo, segno che la corsa dell'energia solare è appena cominciata. Eppure gli ostacoli non mancano, anzi sono proprio dietro l'angolo. Non si sono ancora spente le polemiche sul taglio degli incentivi al fotovoltaico contenuti nel quarto conto energia, che spuntano altre proposte, tra cui il condono, anche edilizio, sugli impianti da fonti rinnovabili irregolari e la perequazione degli incentivi tra Nord e Sud Italia. Non c'è nulla di vero, ha risposto a distanza il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Stefano Saglia. Per questa volta gli italiani possono dormire sonni tranquilli. Dugoni, abbiamo visto proprio il problema degli incentivi. Ecco, quali sono le maggiori difficoltà che si ritrovano ad affrontare gli imprenditori agricoli quando devono installare un impianto, in questo caso di tipo fotovoltaico? Ma sicuramente la differenza fa il tipo di impianto, nel senso che se è un impianto a terra superiore ai 20 kW di potenza è soggetto ad un iter autorizzativo, diciamo, più pesante. È più semplificato se lo stesso impianto viene realizzato su un edificio in luogo di una copertura. Quindi fatto salvo che questo secondo caso si sviluppa abbastanza celermente, insomma, quello che è più complesso è l'autorizzazione di un impianto che viene realizzato sul suolo agricolo o sul terreno in generale.
Da questo punto di vista ci possono essere difficoltà di ordine burocratico, non me ne vogliono i colleghi con i quali si collabora della provincia o altri per le procedure autorizzative, ma sicuramente c'è ancora da fare per snellire il più possibile le pratiche, anche se devo dire specificatamente il fotovoltaico rispetto ad altre fonti rinnovabili è la procedura che va via un po' più snella, quindi da questo punto di vista un segnale di speranza c'è e di ottimismo. Insomma, in un certo senso forse anche la burocrazia si è abituata, no, ad affrontare questo tipo di... Deve sicuramente migliorare, in particolare con la provincia di Mantova in generale è stato fatto un grosso sforzo per cercare di porre attenzione massima nei confronti dell'operatore e quant'altro, e quindi va dato merito di questa attenzione, però non dipende poi solo dalla provincia, la provincia applica le normative ed è su queste che si deve lavorare. Certo. Beh, parliamo proprio con un imprenditore che ha avviato questa esperienza. Come è partita l'esperienza di Manuel Lugli? È partita in ordine temporale un paio di anni fa, dove diciamo come azienda agricola, io insieme ai miei familiari abbiamo un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo sentito l'esigenza un po' di diversificare l'attività tradizionale, quella zootecnica in sostanza, e quindi è iniziato, come dire, un processo mentale che ci ha portato a identificare il tipo di investimenti che poi siamo andati a fare. Diciamo che la scelta iniziale era tra due strade ben definite, una il fotovoltaico e una il biogas. 2 anni fa abbiamo optato per il fotovoltaico perché era molto meno impattante a livello paesaggistico, ma per un motivo solo, che abbiamo voluto destinare i tetti dei nostri capannoni per appoggiare i pannelli fotovoltaici. La cosa, premetto subito, che non sarebbe stato così nel caso avessimo optato per fare l'impianto fotovoltaico a terra, cioè su un terreno, certo, sul terreno agricolo. Quindi non li avreste fatti se fosse? No, non è nella nostra indole usare la terra da destinare ad usi diversi che quella agricola, diciamo. E quindi abbiamo iniziato tutto un iter, direi abbastanza complesso, che ci ha portato ad allacciare a inizio ottobre l'impianto da 500 kW. Dico abbastanza complesso perché, come diceva il dottor Dugoni, diciamo in sede autorizzative sono davvero tanti gli enti che devono rilasciare il nulla osta. Quindi tempi dilatati? Tempi dilatati, nel nostro caso non è una tempistica dilatata riferita esclusivamente al fotovoltaico, ma il fotovoltaico comunque di una certa dimensione presuppone anche l'ottenimento di autorizzazioni per l'elettrodotto. Cioè tu quando fai richiesta ad Enel per essere allacciato, Enel ti dice in che punto esatto tu devi consegnare la corrente che produci. Nel nostro caso la cabina, siamo anche stati abbastanza fortunati, era comunque 300-400 metri, ma per quello spazio di elettrodotto lì, come ripeto, gli enti a cui chiedere il nulla osta sono davvero tanti. E i tempi di risposta non sono sempre brevi. Rapidissimi. Dugoni, vedevamo prima la slide che riassumeva un pochino il numero degli impianti fotovoltaici realizzati. Il totale degli impianti allacciati è 2.934, quindi un numero notevole, devo dire che mi ha sorpreso. È un numero in crescita comunque? Ma sicuramente è ancora un trend in crescita. 2.134 impianti vogliono dire dal più piccolo al più grande, quindi dal piccolo impianto domestico fino all'elevare l'impianto a terra, dal megawatt o superiore al megawatt. Tra l'altro leggevo una notizia su internet nelle ultime ore, si diceva proprio che chi sostiene maggiormente gli impianti fotovoltaici sono le famiglie e le piccole e medie imprese, quindi chi dà la spinta maggiore, chi fa riferimento all'impianto fotovoltaico sono soprattutto questi due tipi di soggetti? È così anche a Mantova? Sicuramente il grosso della domanda deriva da questo settore. Se però facciamo una media provinciale del kilowatt installato, delle potenze installate siamo solo dei 37 kilowatt, vuol dire che ci sono tanti impianti di piccola taglia. E evidentemente vuol dire che c'è un interesse a livello familiare. Penso che anche oggi girando un po' per la provincia già si comincia a vedere un po' di più rispetto al passato, qualche tetto è dedicato al fotovoltaico, quindi vuol dire che è in crescendo e quindi ci sono i presupposti perché questo discorso continui ancora per alcuni anni.
Poi naturalmente c'è tutto un settore dedicato a un investimento più, chiamiamolo di tipo industriale, dove c'è anche la presenza dell'impianto attorno al 1000 kW, al megawatt di potenza. Certo. E chiaramente sono quelli che poi alzano la media e alzano la produzione. Sono due filosofie diverse. Certamente il fotovoltaico concepito di piccola scala insieme anche ad altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, diciamo che la sua congenialità sta proprio tendenzialmente nel piccolo medio impianto diffuso sul territorio. Questa è la logica fondamentale delle energie rinnovabili. Naturalmente accanto a questi ci può stare anche l'impianto di una certa taglia. Certo. Avete toccato entrambi un argomento che ora affrontiamo con il prossimo servizio ed è sempre più controverso il rapporto tra agricoltura ed energie rinnovabili. Se da un lato infatti viene riconosciuta l'utilità dei pannelli solari, ad esempio, dall'altro si cerca di scongiurare comunque la conversione del terreno agricolo dalla produzione di materie prime alla produzione di energia. Qualche contadino, tra l'altro della vecchia guardia, dice ironicamente: cosa mangeremo in futuro, pane e watt? C'è chi ha già pensato ad una soluzione. Proprio a Virgilio nei mesi scorsi è stato creato un impianto agrovoltaico, il primo probabilmente a livello europeo, ma gli ambientalisti continuano comunque a storcere il naso. A rischio stavolta infatti c'è la salvaguardia del paesaggio rurale. Andiamo a vedere tutto questo nel prossimo servizio. Croce e delizia degli agricoltori, le energie alternative rappresentano sempre di più una evoluzione dell'agricoltura in senso stretto. Una evoluzione fatta però di pro e di contro, di vantaggi e svantaggi che riguardano da vicino il fattore impatto ambientale. A causa della bassa resa degli impianti, le centrali solari occupano infatti vaste estensioni di terreno che devono essere necessariamente sottratte ad altre attività, prima fra tutte la produzione agricola. Le politiche incentivanti messe in atto dai governi, accompagnate alla crisi del settore agricolo, hanno indotto gli imprenditori a convertire il proprio appezzamento alla produzione di energia anziché a quella più tradizionale di alimenti e materie prime. Una scelta che hanno compiuto in molti, tanto da portare il legislatore a mettere un freno al fenomeno attraverso una serie di norme volte a scoraggiare l'utilizzo di terreni agricoli per la produzione di energia. Ultimo, in ordine di tempo, il decreto rinnovabili del 3 marzo 2011, le cui disposizioni sono state confermate anche nel decreto interministeriale relativo al quarto conto energia. Il provvedimento stabilisce, fra l'altro, che la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 megawatt e che non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie agricola. Ma la tecnologia nel frattempo non è rimasta a guardare e proprio a Mantova, a Virgilio per essere esatti, è nato in giugno il primo impianto agrovoltaico a livello europeo e forse addirittura mondiale. 15 ettari in grado di generare 2,2 megawatt di energia, sufficiente per soddisfare il fabbisogno del 28% dei 3.000 abitanti di Virgilio. Un sistema che unisce l'utilità del fotovoltaico ai benefici dell'agricoltura grazie ad impianti sopraelevati che non sottraggono metri quadrati alla superficie agricola. Sopra, sospesi a 5 metri da terra, filari di pannelli fotovoltaici semoventi in grado di sfruttare i raggi del sole con qualunque inclinazione. Sotto tutto lo spazio necessario per le colture, miglio ma anche frutti rossi e piante officinali ad esempio, e per il passaggio delle macchine agricole. Nelle scorse settimane il progetto ha ottenuto anche il plauso del presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni. Gli ambientalisti però non sono convinti. Le preoccupazioni riguardano in particolare l'estetica, ma soprattutto la conservazione naturale del paesaggio. A quanto pare la disputa è destinata a continuare. Dugoni, la disputa è destinata a continuare, insomma c'è qualcuno che continua a storcere il naso e c'è chi sostiene che il fotovoltaico sottrae terreno all'agricoltura. In un certo senso è così quando si vedono magari questi campi di pannelli fotovoltaici a terra, ecco. Però c'è chi come Virgilio è riuscito a mitigare un attimino questo impatto, però a quel punto si dice, beh, dal punto di vista paesaggistico non sta così bene. Come conciliare queste cose? Ma se mi è concesso fare un discorso un po' ampio ma spero non noioso. Prego. Direi questo, che se parliamo di sottrazione di suolo agricolo, allora è bene che ci guardiamo a 360 gradi. E cito un dato che emergeva proprio in questi giorni, a seguito della cementificazione, vedi il disastro di Genova e quant'altro.
ogni giorno vengono sottratti 161 ettari di terreno dalla cementificazione. E abbiamo un record assoluto come Italia rispetto all'Europa nella cementificazione delle aree, quindi il problema, se c'è ed esiste, non possiamo imputarlo all'ultima ora degli ultimi impianti fotovoltaici o quant'altro che vengono realizzati. Io ho fatto un rapido conto che oggi, se tutti gli impianti fotovoltaici a terra autorizzati in corso di autorizzazione in provincia di Mantova andassero a regime, verrebbe sottratto lo 0,7% della superficie agricola utilizzabile in provincia di Mantova. Quindi usare il termine sottrazione di suolo in termini così preponderanti rischia di non cogliere effettivamente la sostanza della questione, anche perché ricordo che fino a qualche anno fa l'agricoltura beneficiava di un contributo, il cosiddetto set aside, per non coltivare il 10% della SAU al fine di mantenere un certo prezzo i prezzi dei prodotti, e quindi sottraeva il 10% e veniva remunerata per non coltivare il 10% di terreno agricolo. Quindi sicuramente questo 0,7% o anche 1% che andrà a regime non sarà quello che stravolgerà l'agricoltura mantovana da questo punto di vista, e comunque non è una cementificazione irreversibile. Certo. Ecco, questo mi piace sottolinearlo per evitare, insomma, eccessi di polemica che poi non hanno riscontro col dato vero. Dopodiché ci può essere comprensibilmente quello che non apprezza vedere un impianto fotovoltaico a terra, perché comunque si dice la terra è fatta per coltivare, ed è condivisibile, però io eviterei di demonizzare questo aspetto, anche perché quando si parla di coltivazione di terreno agricolo, anche qua l'argomento è ampio. Se coltivo per beni alimentari, zootecnici, si capisce immediatamente l'utilizzo e quindi se ne difende la causa. Però attenzione, perché ad esempio in Italia, e quello dico, non me ne vogliono gli amici tabacisti, ma insomma si coltivano 30.000 ettari di tabacco in Italia, siamo leader europei nella produzione di tabacco, però quando si va a comprare un pacchetto di sigarette c'è scritto il fumo uccide, no? Quindi se è dannoso, tra virgolette, fare un impianto fotovoltaico a terra, non credo che sia più salutare coltivare tabacco, però io rispetto chi coltiva tabacco, ma se un imprenditore decide che per 20 anni quota parte della sua azienda va a fotovoltaico, non credo che... Certo. Per chiudere, il discorso di Virgilio sicuramente è una soluzione interessante, perché tende a combinare le due realtà, agricoltura tradizionale, chiamiamola così, con questa agroenergetica. Chiaramente bisogna stare un attimo prudenti, perché è un impianto, diciamo, sperimentale, richiede investimenti non da poco, perché, per dare un'idea, la stessa potenza si potrebbe con un impianto tradizionale realizzarla con 4 ettari, 5 ettari di terreno contro i 15 che sono stati necessari, sì, per questo. Quindi la soluzione è premiante e va seguita e va enfatizzata e valorizzata, però va seguita appunto con attenzione, perché ancora non abbiamo l'esatto, certo, sensazione, l'esatto riscontro della sua positività. Certo. Lui gli diceva prima, io impatto zero tutto sommato, perché i pannelli li ho fatti montare sui capannoni. Quindi questa scelta subito è partita così? Sì, assolutamente sì. Cioè noi da subito, al di là del fatto che volevo sottolineare, come dice il dottor Dugoni, che il sottrarre terra all'agricoltura va effettivamente inquadrato con le dovute proporzioni, insomma, bisognerebbe avere numeri precisi prima di fare certe valutazioni. E nel nostro caso è stata una scelta logica quella di utilizzare i tetti che, sia per posizionamento ed inclinazione, erano adatti per montare i pannelli fotovoltaici, ma così come accade su tutte le abitazioni civili che montano pannelli, certo, fotovoltaici, insomma. Quindi l'impianto fotovoltaico, secondo me, va premiato in ogni modo, perché comunque è un tipo di energia rinnovabile dove per definizione, cioè non ha bisogno di troppa assistenza, non ha bisogno di manodopera extra da sottrarre da altre attività, viene posizionato su un tetto e con planare al tetto non ha nessun tipo di impatto, certo, paesaggistico, e non trovo davvero controindicazioni a questo tipo di investimento. Quindi, ben venga, insomma. Quindi ritengo che vada incentivato, così come ha fatto lo Stato,
negli ultimi anni. Quello che ho notato io come esperienza personale è che, citando lo Stato, probabilmente il quadro normativo che regola la materia non sempre è stato all'altezza dei tempi. Cioè, oggi esiste un mercato in Italia del fotovoltaico dove partecipano un sacco di attori, un sacco di protagonisti, un sacco di imprese che, se vogliamo, sono state create anche ad hoc. Probabilmente questo non doveva succedere. Però è mancato da subito un quadro normativo che regolarizzasse l'argomento, perché l'argomento è davvero molto vasto, quindi bisognava sicuramente di regole più precise, insomma. Certo. Bene, noi ci lasciamo per una pausa, una brevissima pausa, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di energie rinnovabili, parliamo in particolare del biogas. C'è chi lo demonizza, c'è chi lo considera una risorsa e c'è chi resta indifferente. Stiamo parlando proprio del biogas. Gli ultimi dati riferiti al mese di marzo parlavano di una ventina di impianti già attivi nel Mantovano, ma il numero è destinato a triplicare nell'arco di 1 anno e mezzo, forse anche meno. Andiamo a vedere. La produzione di biogas è molto promettente in Italia, è versatile perché si può destinare alla generazione di energia elettrica o trasformare in biometano, è vantaggiosa perché l'investimento iniziale di 4 milioni di euro per costruire un impianto da 1 megawatt risulta ammortizzabile in soli 5-8 anni e soprattutto è rinnovabile perché sfrutta ciò che sarebbe normalmente considerato un rifiuto, cioè i reflui animali e gli scarti agricoli. Eppure le perplessità sono tante e arrivano da più parti. Il processo di produzione è semplice. I liquami degli allevamenti vengono fatti convergere all'interno di grandi silos, si mischiano con sfalci e potature, i batteri quindi digeriscono la poltiglia ricavandone gas che a sua volta viene trasformato in energia elettrica. Una delle accuse che si lancia al biogas è proprio quella che riguarda la composizione della poltiglia, non solo rifiuti ma tonnellate di mais e sorgo che possiedono una resa energetica maggiore. Da qui scaturiscono però altre problematiche, la corsa ai terreni agricoli, un po' come era successo per il fotovoltaico, per destinarli alla coltivazione di mais, e l'aumento del prezzo e delle importazioni dei cereali. Ma anche il sistema degli incentivi lascia con l'amaro in bocca. Il gestore del servizio energetico paga 28 centesimi per kilowatt prodotto, dunque più si produce più si guadagna. Un investimento senza dubbio vantaggioso. Il rischio però potrebbe essere quello di vedere azzerata la diversità a livello di coltivazioni. Infine, quanto conviene davvero produrre biogas se per ricavare energia ne devo utilizzare altra in termini di coltivazione e irrigazione, ad esempio, per crescere il mais necessario? A fronte dell'energia prodotta come biogas, insomma, quant'è quella spesa in fase di coltivazione? Sul piede di guerra c'è Marco Boschetti, direttore del Consorzio Agrituristico Mantovano. È una questione che sta sfuggendo di mano a tutti i livelli e non rappresenta il salvataggio della nostra economia agricola, è un problema ecologico ed economico e di prospettive di speculazione. Tolti gli incentivi, dice Boschetti, è un'economia che non sta in piedi e porta ad un mercato drogato. Il futuro del biogas resta dunque tutto da decifrare. Eccoci qua. Lugli, quali sono le motivazioni che vi hanno portato, insomma, a spostarvi, non tanto spostarvi, comunque aggiungere al fotovoltaico anche il biogas? Allora, la mia risposta potrebbe sembrare semplicistica, però è veritiera, cioè dipende dal fatto che noi, un'azienda agricola, fa comunque impresa e fare impresa vuol dire fare attività e produrre reddito. È innegabile che oggi, in questo momento, lo 0,28 euro al kilowatt è particolarmente premiante per chi ha la possibilità di fare il biogas. Il problema non è fare il biogas, il problema è concepire un impianto che a mio modo di vedere deve essere compatibile all'azienda agricola che uno ha. Cioè non trovo il senso di fare il megawatt con magari non avere a disposizione una quantità di terra sufficiente e dover andare a attingere fuori dalla propria azienda per mantenere l'impianto. Quindi il biogas è una buona cosa,
e soprattutto è premiante da un punto di vista economico per l'azienda agricola. Sappiamo che l'agricoltura negli ultimi anni ha attraversato momenti decisamente difficili e quindi, se vogliamo, capita anche a puntino questa possibilità data alle aziende agricole. L'argomento, come tutti gli argomenti, diciamo, racchiude anche dei punti oscuri che vanno esaminati e approfonditi in modo veramente serio, perché il rischio è che tutti ci si buttino a testa bassa e viene fuori una confusione difficilmente gestibile. Ecco. Beh, sicuramente Dugoni saprà aiutarci un pochino a fare chiarezza. Dugoni, noi abbiamo preparato a tale proposito una slide che riassume la situazione degli impianti di biogas nel Mantovano. Prego la regia di mandarla in onda se possibile. Vediamo che gli impianti in corso di autorizzazione sono 17, quelli autorizzati ma non ancora realizzati 8, gli impianti in funzione 10, per un totale di 35 impianti, ed è un numero che, se non sbaglio, è destinato a crescere? È così? Beh, non è così scontato, nel senso che, come ricordava prima Magli, questi impianti ovviamente beneficiano di una tariffa onnicomprensiva, questi famosi 28 centesimi per kilowattora, ed è una tariffa che sicuramente verrà applicata agli impianti che verranno realizzati entro il dicembre del 2012. Dopodiché non si sa cosa succederà e questo crea enorme incertezza nel settore, certo, ed è un danno ovviamente. Quindi di fatto se al governo non approderanno, insomma, per l'approvazione i decreti attuativi che rilanceranno il settore delle fonti rinnovabili in generale, ma in questo caso parliamo di biogas, dal prossimo anno c'è un settore che rischia di arrestarsi completamente, perché tanto l'investitore, tanto il finanziatore, chi realizza impianti non è nelle condizioni di poter operare. Quindi insomma praticamente imprenditori in perdita, perché se il settore si blocca... Sì, il settore si blocca e poi farlo ripartire chiaramente non è come averlo un continuo rispetto a quello che era il precedente passato, quindi evidentemente qui bisogna che qualcuno si dia una mossa, perché evidentemente se l'Italia ha preso l'impegno di produrre per il 17% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è chiaro che il biogas in particolare è una delle punte avanzate di questo fenomeno, in quanto che per dare un'idea a chi magari non mastica la materia, ma se si ipotizza che un impianto fotovoltaico lavora al massimo di picco di potenza da noi circa 1100 ore all'anno, un impianto di biogas tranquillamente oggi può lavorare 8000 ore all'anno, cioè quasi tutto l'anno. Certo. Quindi vuol dire che a parità di potenza posso fare un impianto da 300 kW fotovoltaico, 300 kW biogas, ma uno mi lavora 1100 ore, l'altro 8000. Quindi certo, se dobbiamo contribuire, come dobbiamo, perché è un impegno che l'Italia ha preso nei confronti della Comunità Europea, arrivare a produrre energia da fonti rinnovabili, fra cui quindi energia elettrica, per il 17%, è chiaro che il biogas non può venire meno a questa sfida. Certo, c'è però chi parla proprio a proposito del biogas di agricoltura drogata, proprio sì, per la crescita di questi impianti, ma soprattutto per quanto riguarda il funzionamento, perché lo ricordiamo, in teoria, cioè teoricamente questi impianti dovrebbero funzionare con gli scarti che derivano dall'agricoltura, quindi gli sfalci piuttosto che, insomma, tutto quello che costituisce un rifiuto per l'agricoltura. Di fatto invece che cosa succede? Che all'interno finisce soprattutto mais, sorgo, colture cerealicole che sono in grado comunque di generare maggiore energia. E allora Dugoni, il bilancio poi alla fine è positivo? Cioè a fronte dell'energia che io spendo, come si diceva poi nel servizio, a fronte dell'energia che io spendo per coltivare il mais finisce nell'impianto biogas. Quella che ottengo è superiore, il bilancio è positivo o è negativo? Sono tante domande e le rispondo no. Sono tante domande effettivamente. Però mi piacciono tutte, quindi voglio rispondere a tutte. Perfetto. Allora, cominciamo il discorso dell'agricoltura drogata, di queste... io in occasione di un Biogas Day che abbiamo fatto a Gonzaga in settembre, proprio su questo argomento ho lanciato la provocazione che senza incentivo scaglia la prima pietra, perché il settore delle energie rinnovabili sicuramente è incentivato, perché essendo una tecnologia ancora non matura, se non ci fosse sistema di incentivi non decollerebbe nemmeno, e quindi vorrebbe dire che l'Italia non ce la fa a raggiungere gli obiettivi che dicevamo prima. Quindi l'incentivo sicuramente nasce, ed è bene che ci sia, proprio per stimolare la crescita di questi sistemi di produzione di energia a fonti rinnovabili. Il fotovoltaico per esempio
A breve si ipotizza che raggiunga la cosiddetta grid parity, cioè avrà gli stessi costi di produzione come la fonte tradizionale, quindi potranno scomparire anche gli incentivi, ma se noi fino a ieri o fino ad oggi non l'avessimo incentivato non saremmo arrivati a questo obiettivo. Quindi nel tempo gli incentivi sono destinati a diminuire, come è successo, ripeto, nel fotovoltaico, ma se non ci fossero non sarebbe nemmeno sorto. Quindi direi di non enfatizzare un po' troppo questo aspetto del contributo, perché ripeto, dalla Fiat all'Italia chi non ha avuto contributo in Italia alzi da prima mano, insomma, ecco, quindi non vedo perché le fonti rinnovabili, che sono essenziali per il nostro futuro, non devono essere incentivate. L'altro aspetto che può riguardare la resa energetica della cultura. La resa energetica, conti alla mano, è dimostrabile che se io ottengo diciamo consumo 100 di energia per produrre il mais, la sua trasformazione in energia elettrica raddoppia in termini di resa, quindi ho 100 di energia investita, 200-250 di energia prodotta. Quindi il saldo è positivo. Assolutamente positivo, ma lo sarebbe ancora di più, e questa è una delle pecche maggiori che oggi hanno soprattutto i grossi impianti fotovoltaici, che questo rapporto sarebbe ancora più alto se io riuscissi a utilizzare anche il calore, perché non dimentichiamo che a parità di energia elettrica prodotta ce n'è altrettanta termica che si produce nei processi di raffreddamento del motore collegato poi al generatore di corrente. Io produco altrettanta energia termica, di cui una piccola parte riesco a sfruttarla per mantenere in temperatura quelle cisterne che facciamo vedere prima dove fermenta la massa, no? Ma il resto viene disperso. Se io riuscissi invece a ottimizzare anche il calore, il rapporto non è più 1 a 2 o 2,5, ma diventa anche 1 a 4. Quindi addirittura. Allora, per chiudere, direi che il futuro del biogas, perché io non nego che siano stati fatti gli errori in passato, non sto a difendere l'indifendibile, però guardando al futuro, che è la cosa più importante, gli impianti biogas che avranno, a mio avviso, ma non solo secondo la mia opinione, ma più diffusa, il futuro saranno quegli impianti che effettivamente vivranno prevalentemente di scarto, di risorse quindi non primarie, il reflusso zootecnico in primis, ma poi possiamo aggiungerci quello che volete, di taglia piccola, ridotta, 100, 200, 300 kW, in cui il più possibile poi si sfrutta anche il calore. Questo è il futuro sicuro, condivisibile per il biogas. Quello che spiace è che però un po' si va a demonizzare il biogas dicendo che inquina, che impatta, eccetera, ma non sono queste le vere motivazioni, non è qui che dobbiamo attaccare il biogas, cioè, voglio dire, non si può pensare che il biogas sia un fattore di inquinamento rispetto a quello che ci circonda oggi in provincia di Mantova e, se volete, più in generale nella pianura padana, insomma. Certo. Bene, fotovoltaico e biogas non sono però le uniche due fonti di energia rinnovabili presenti e attive sul territorio. C'è infatti chi ha scelto di investire anche sull'olio. Andiamo a sentire. Voi proponete un'altra soluzione che definite classica, ma che a Mantova è ancora scarsamente utilizzata, e si tratta dell'olio vegetale. In che cosa consiste questa procedura? Ma consiste praticamente, è un impianto con un motore a olio vegetale, quindi un motore marino realizzato appositamente per le navi, però in questo caso è stato riprogettato interamente con il funzionamento con combustibile olio vegetale, che potrebbe essere colza, piuttosto che girasole, piuttosto che olio di soia o addirittura olio di palma. Quali sono gli investimenti iniziali per questo tipo di impianti e in quanto tempo possono essere ammortizzati? Beh, l'investimento iniziale è un investimento considerevole, perché stiamo parlando di un investimento di circa 3.200.000 euro. Il ritorno economico nell'investimento dipende molto dal costo dell'olio. Attualmente il costo dell'olio obiettivamente è molto alto, però su per giù dovrebbe essere attorno ai 6 anni, 6-7 anni. Bisogna trovare anche le formule, diciamo il connubio ideale tra l'azienda che ha bisogno poi di energia termica, perché queste macchine producono energia termica in modo costante una volta che sono accese, quindi hanno bisogno di avere un grosso consumo, hanno bisogno di avere non tanto consumo quanto utilizzo forte di energia termica, perché sarebbe sprecato buttarla al vento fondamentalmente, perché comunque un motore quando è acceso deve essere raffreddato, deve essere mantenuto, quindi
se c'è la possibilità di riutilizzare il calore, allora diventa proprio efficienza energetica. Arriviamo un pochino alle prime conclusioni, insomma, di questo dibattito. Lugli, se dovesse consigliare così un imprenditore agricolo che decidesse di avviare un impianto fotovoltaico piuttosto che a biogas, insomma nel 2012 abbiamo visto che ci sono già comunque dei limiti, ecco, dal punto di vista degli incentivi, che cosa direbbe? Qual è il settore che va comunque premiato? Ammesso che io abbia titolo per dare dei consigli a qualcuno. No, posso apportare la mia esperienza. Il biogas sicuramente è premiante, però l'argomento va trattato con un po' di ordine. Cioè bisogna fare un passo indietro, nel senso che il biogas addirittura è nato in Italia come tecnologia, poi l'hanno sviluppato i tedeschi come al solito, però all'inizio era nato sfruttando i reflui zootecnici, no? Il problema è che poi si sono accorti che con lo 0,28, dandogli da mangiare anche del mais e dei cereali nobili, si è innescato un procedimento speculativo, no? Ed è a questo punto che la cosa, secondo me, va evitata. Certo. L'argomento va anche affiancato con la domanda di questo tipo, cioè qual è il compito primario di un'azienda agricola. È quello di produrre beni primari, di soddisfare i bisogni primari delle persone, che è il cibo, e di mantenere il territorio in ordine, fertile, produttivo. Dopo, tutto quello che si può affiancare a questi principi, che devono comunque rimanere saldi, imprescindibili, tutto ci sta. Siamo arrivati a un momento oggi dove c'è la necessità assoluta di trovare energie rinnovabili o comunque alternative al petrolio, e la cosa va incentivata, va approfondita, va assecondata, però va regolamentata con un po' di ordine. Certo. Ogni azienda agricola può fare biogas, però mio consiglio, ed è personale, l'impianto nella progettazione deve essere tarato, progettato a misura di azienda agricola. Non ha senso, ripeto, essere un'azienda agricola con poca terra e fare il mega. Il discorso non sta in piedi, a mio modo di vedere. Cioè deve essere, se non ho capito male, un'attività complementare. Deve essere un'attività complementare, ma ben si sposa con l'attività di azienda zootecnica, perché per ovvie ragioni produce reflui zootecnici. Questi reflui in ogni caso finiscono in campagna per fertilizzare il terreno. Prima di finire in campagna, tramite la tecnologia, tutti gli anni viene migliorata, tramite la tecnologia si produce energia elettrica. E qual è un altro tassello da aggiungere alla conversazione? È che sempre facendo riferimento al legislatore, comunque al quadro normativo, bisognerebbe che si regolamentasse anche la cogenerazione, perché come diceva il dottor Dugoni, il biogas si fa per far funzionare un motore diesel, no? Che può essere riadattato o creato ad hoc per produrre biogas. Di 100 di energia che gli butti dentro, dal 35 al 40 energia elettrica, tutto il resto è energia termica che in condizioni normali viene dissipata. Certo. Quindi se il legislatore riuscisse anche a cercare di utilizzare anche questa energia termica che va persa, sarebbe la chiusura del cerchio migliore. Ecco. Certo. Bene, noi ci lasciamo per un'altra brevissima pausa, torniamo con la terza parte della trasmissione. Ben ritrovati a Confini oltre l'agricoltura. Dugoni, arriviamo un pochino alle conclusioni di questa puntata. Ecco, come sta andando nel Mantovano dal punto di vista delle energie rinnovabili? E poi ne parlavamo prima, parlando anche del termico, qual è la situazione adesso? Che futuro è possibile immaginare? Beh, allora, nel Mantovano, come un po' visto anche dai dati precisamente illustrati, direi che c'è una discreta propensione allo sviluppo delle fonti rinnovabili. E insomma, anche se il mio è un tifo di parte, insomma, inevitabilmente non posso che gioire di questo e sperare che vada avanti, però sempre in un'ottica di sempre maggior condivisibilità col territorio, perché questo è uno dei punti critici più forti che stanno emergendo in questo periodo. Forse qualcuno avrà notato dalle cronache che stanno sorgendo vari comitati, esempio, no, contro quell'altro impianto. Probabilmente sono impianti che nascono e che colgono magari impreparato il cittadino e quello che si trova nelle vicinanze di questo impianto, e quindi
è giustificabile anche una certa ritrosia, però da lì a demonizzare, insomma, come detto prima, certo. Con questo non voglio difendere tutti gli impianti tout court, qualcuno è più criticabile di altri, ma questo non deve essere motivo per creare anche farsi allarmismi, sui quali io pregherei tutti una moderazione, insomma, che altro non può essere, dei toni. Detto questo, quindi ipotizzando un futuro sempre più roseo per le fonti rinnovabili anche per il Manto, come comunque si è prospettato in questi anni. L'altro aspetto che ritengo opportuno lanciare proprio come segnale di attenzione è che effettivamente quando noi parliamo di energia il luogo comune è pensare che energia voglia dire necessariamente solo energia elettrica. Di fatto non è così, perché anche se noi facciamo un rapido scorso sui nostri fabbisogni energetici a livello nazionale, il fabbisogno di energia che noi importiamo, quindi petrolio, metano, carbone, eccetera, viene utilizzato, diciamo, per 1/3 per produrre energia elettrica. Gli altri 2/3 si risuddividono la mobilità e il termico. Il termico. Quindi parlare di energia non vuol dire solo parlare di energia elettrica, e un focus molto attento, molto particolare dobbiamo farlo sul termico, perché tutti noi siamo utilizzatori di calore in tutte le nostre case. A livello europeo in effetti i consumi energetici rappresentano 1/3 dei consumi europei per le nostre case, e all'interno di questo terzo, diciamo, domestico, il 70% è per riscaldare le abitazioni, un altro 10-15% è per l'acqua calda, quindi il tema dell'energia termica deve essere assolutamente alla nostra attenzione. Certo. Richiamo ad esempio un'iniziativa che entrerà in vigore in Inghilterra dal 2012, che è il Renewable Heat Incentive, che sostanzialmente è un conto energia come per il fotovoltaico che premia tanto il cittadino quanto le imprese, eccetera, che realizza impianti in grado di produrre energia da fonti rinnovabili. Quindi ogni kilowattora prodotto di termico riceve un incentivo. Questo vuol dire termico prodotto da pannelli solari termici, pompe di calore, impianti geotermici, impianti a biomassa, e quindi evidentemente dobbiamo assolutamente spenderci a favore anche di questo settore, certo, perché sempre quel benedetto obiettivo che diciamo prima, che noi dobbiamo raggiungere entro il 2020, sicuramente non lo raggiungeremo solo con l'elettrico, anzi chi ci farà fare il grosso salto in termini quantitativi per arrivare all'obiettivo sarà proprio il termico. Lugli, dicevamo prima, qualche rapidissimo consiglio per chi vuole, consiglio pratico proprio. Sì, consiglio pratico unicamente perché ci sono già passato, quindi chi volesse iniziare capo espiatorio con la procedura, secondo me la prima cosa da fare è darne comunicazione ad Enel, più che comunicazione domanda, perché l'Enel ha circa 2 mesi di tempo per esprimersi, e generalmente lo fa alla fine di questi 2 mesi, dove praticamente ti dice in che punto lei riceverà la corrente che tu produci. Un aspetto da non sottovalutare, che è stato un po' tralasciato in questa dialettica, è che considerando i tempi di oggi non è così scontato trovare la banca che finanzi l'investimento, ammesso che qualcuno non abbia la capacità di autofinanziarsi, meglio per lui. Però il finanziare le energie rinnovabili oggi sta diventando un po' complesso, o comunque non più così scontato come qualche anno fa, ma questo si inserisce nel contesto più generale di crisi economica, insomma, non è ovviamente solo una cosa riferibile alle energie rinnovabili. E poi la cosa importante è fare ordine nella propria mente, cioè, ripeto, per me è un concetto importante rendere compatibile l'impianto che si voglia fare, che sia fotovoltaico o biogas, compatibile con la propria azienda. Certo. Noi per il momento cambiamo decisamente argomento, è una vera e propria rivoluzione quella che coinvolgerà gli allevamenti di galline e ovaiole dal 1° gennaio 2012 con il recepimento della direttiva 74/1999. Questa direttiva riguarda il benessere degli animali e prevede l'ampliamento delle gabbie. Questo però condurrà inevitabilmente ad una riduzione del numero dei capi e quindi a una riduzione del numero delle uova prodotte. Noi siamo andati a sentire dall'ASL che cosa succederà nel Mantovano.
Loro, le galline, non lo sanno, ma ad attenderle c'è una vera e propria rivoluzione. Il 1 gennaio 2012 diverrà infatti operativa la direttiva comunitaria 74 del 1999, destinata a sconvolgere i sistemi di allevamento delle galline ovaiole. La direttiva, che punta ad aumentare il benessere degli animali, prevede l'abolizione delle gabbie oppure la predisposizione di spazi più ampi a disposizione dei capi allevati. Gli allevamenti europei hanno avuto a disposizione 12 anni per aggiornare gli impianti, ma a quanto pare molti non sono ancora in regola. Al momento la Commissione dell'Unione Europea è in attesa dei dati aggiornati sulla situazione degli allevamenti in Italia, Grecia, Lettonia, Spagna e Ungheria. A questi si aggiungono Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Polonia e Romania, che però hanno già dichiarato che si presenteranno all'appuntamento del 1 gennaio con larga parte degli allevamenti ancora da aggiornare. Teoricamente le uova prodotte fuori dal rispetto delle regole dovrebbero essere distrutte, non per motivi sanitari, la sicurezza continuerà infatti ad essere garantita, quanto piuttosto per motivi burocratici. Allo stato attuale noi abbiamo una cinquantina di allevamenti di galline ovaiole a Mantova, per un totale di 3 milioni di capi circa. Di questi 28 sono in gabbia e gli altri con sistemi alternativi a terra o all'aperto. Di questi 28, all'ultima ricognizione che abbiamo fatto noi a dicembre dello scorso anno, 6 si stavano adeguando e 22 erano indecisi se adeguarsi o cambiare tipologia di allevamento. Una decina hanno chiesto informazioni per come adeguarsi e penso che per la fine dell'anno un 60% dovrebbe essere adeguato. La direttiva prevede che ci sia maggiore spazio per gli animali. Questo però significa all'interno di un allevamento comunque ridurre il numero dei capi, perché se serve più spazio ovviamente ci saranno meno capi, di conseguenza meno uova. È così? Molto probabilmente sì. Si riduce il numero dei capi perché aumenta la superficie disponibile per capo e anche se si usano sistemi alternativi la superficie disponibile per capo diminuisce ulteriormente. Quindi avremo una diminuzione di circa il 5-6% fino al 10% secondo la tipologia di uova prodotte. Noi produciamo il 9% della produzione nazionale, siamo l'1% della popolazione, quindi siamo nel numero di produzione di uova rispetto alle nostre necessità. Sicuramente se questa situazione si ripeterà anche nelle altre province, nelle altre zone di allevamento, è possibile che saremo costretti a importare uova dall'estero. Continuiamo con un'altra bella iniziativa messa in campo da un agriturismo di Moglia che ha creato negli ultimi mesi il museo dedicato alla vita contadina e alla storia del maiale. Noi siamo andati a dare un'occhiata in anteprima. Ci sono tutti gli strumenti che hanno scandito per anni la vita contadina, dagli aratri al vecchio telaio per le lenzuola, passando per i giocattoli dei bambini, gli attrezzi da calzolaio e quelli più rudimentali per uccidere il maiale. Un patrimonio inestimabile che la famiglia Mezza di Moglia, alla guida dell'agriturismo Cortevalle San Martino, ha voluto raccogliere e mettere a disposizione della cittadinanza affinché il passato delle genti contadine non venisse dimenticato. La cosa che mi ha fatto pensare a questo museo è la grossa passione per il passato, quindi per tutti gli oggetti, per tutti gli attrezzi del lavoro dei campi di una volta. Una volta avuto a disposizione lo spazio per poter allestire questi oggetti, io e la mia famiglia ovviamente abbiamo pensato di allestire questo museo. I filoni in questo momento sono 2 che abbiamo seguito. Uno è il Museo del Salam Casalin, che consiste in tutti gli oggetti e gli attrezzi che venivano utilizzati per uccidere il maiale fino a 50, 60, 60, 70 anni fa. L'altra parte del museo invece rappresenta quella che è un po' la vita domestica dell'azienda agricola, della casa contadina, quindi tutti quei lavori che si facevano ma che non erano prettamente legati alla coltivazione della terra, ma legati proprio alla casa, quindi la costruzione di oggetti, le sedie, i tavoli, la sistemazione delle scarpe, il telaio per fare tovaglie, tovaglioli, lenzuola, eccetera, eccetera. E poi ci sono gli strumenti oggi dimenticati, proprio come questi.
Questa è la collana del maiale. Molto spesso il maiale viveva nel porcile sotto il forno del pane nell'azienda agricola di un tempo. Quando si faceva il pane d'estate, il maiale non poteva restare nei paraggi perché si scaldava tutto l'ambiente, quindi veniva tolto dal porcile, veniva legato alla pianta, quindi all'ombra. Questa è la famosa macchinetta del FLIT. Per il FLIT, per fare il trattamento, diciamo, antimosche, antiparassitario alle stalle e agli animali, quindi era sempre vicino al porcile del maiale o alla stalla delle mucche. Il principio attivo che veniva usato era il DDT, parola che non si può neanche pronunciare adesso vista la tossicità di questo principio attivo, ma un tempo, quando non si conoscevano gli effetti negativi, veniva usato in tutte le stalle. Questo è la mazza con il chiodo spola. Questi due oggetti, attrezzi, venivano usati per stordire il maiale prima di tagliarlo col coltello, cioè prima di infierire sul maiale con un coltello, quindi fargli male, veniva stordito finché non sentisse dolore durante l'uccisione vera e propria. Questa è una bellissima padella antica che usava mia nonna per raccogliere il sangue dall'animale durante l'uccisione, cioè proprio mentre si uccideva l'animale si raccoglieva tutto il sangue e veniva cucinato immediatamente, quindi dal punto di vista igienico-sanitario io regolo anche con le regole dell'HACCP, e il sanguinaccio era la prima cosa che veniva consumata del maiale, al mattino subito da colazione. Il museo, realizzato con il sostegno dell'amministrazione comunale di Moglia, verrà inaugurato ufficialmente la prossima primavera. Bene, Dugoni, abbiamo visto qualche strumento che insomma si spera non venga più utilizzato perché assolutamente, ma un po' crudeli. Giusto per chiudere con il tema dell'energia, questo museo dedicato al maiale, che quindi non si butta via niente il maiale, nemmeno i ricordi, ma appunto anche il liquame prima di buttarlo via si estrae energia, no? Quindi certo. È sul filone perfetto che del maiale non si butta mai via niente. Perfetto. Dugoni, rapidissimamente qualche contatto per chi magari vuole così avviarsi sulla strada delle energie rinnovabili, chi deve contattare? Beh, nostra agenzia Agire, noi siamo in Piazza Sordello 43, se volete scrivermi ben volentieri, il mio indirizzo di posta elettronica è dugoni@agirenet.it. Perfetto. Allora andiamo a vedere la nostra ultimissima rubrica Flash Agricoltura, che racchiude tutte le notizie dell'ultima settimana dedicate al settore primario. Parmigiano reggiano, grana padano, ma anche salumi, vini e liquori. Sono questi i prodotti preferiti dai topi di supermercato della penisola. A rilevarlo è la Coldiretti, sulla base di una ricerca realizzata a livello europeo nel mese di giugno. L'analisi evidenzia in particolare una crescita record del 7,8% dei furti nei supermercati, che superano il valore di 3 miliardi in Italia, il più elevato da quando è iniziata la rilevazione 5 anni fa. Si modificano in Italia i gusti e le preferenze per le bevande alcoliche. A segnalarlo è il Censis, che ha elaborato i dati dell'Osservatorio Permanente Giovani e Alcol (DOCSA), condotte dal 1991 al 2010. Nell'analisi sono stati presi in considerazione i consumi di bevande alcoliche tra giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. 3/4 degli intervistati si dichiara consumatore di almeno una bevanda alcolica, il 59% predilige la birra, seguita dal vino, con una percentuale che oscilla tra il 40 e il 50%. È stato raggiunto l'accordo sul prezzo del latte in Lombardia tra Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Itallatte, proprietaria del marchio Galbani. L'accordo prevede per il periodo ottobre-dicembre 2011 un prezzo di 403 euro ogni 1000 litri, mentre per il periodo gennaio-marzo 2012 il prezzo sarà di 407 euro. Per Coldiretti l'accordo rappresenta un punto di riferimento importante, visto che proprio la Lombardia, con 4 milioni di tonnellate, produce il 40% circa di tutto il latte italiano. Il prodotto agroalimentare più venduto per Confagricoltura è il formaggio, vero emblema del Made in Italy a tavola. La catena del valore del settore lattiero-caseario è di circa 22 miliardi di euro al consumo, di cui 14,8 all'industria e 5,4 per la materia prima. L'Italia è leader in Europa in termini di produzione certificata di formaggi DOP, con oltre 450.000 tonnellate, distanziando ampiamente gli altri principali produttori europei, quali Francia 200.000 tonnellate e Grecia 100.000 tonnellate.
A ottobre i prodotti agricoli non lavorati sono aumentati dello 0,5% rispetto al 2010, un valore molto al di sotto dell'indice generale dei prezzi che si è attestato a più 3,4. L'agricoltura dunque continua a dare un consistente aiuto ai consumatori in un momento di grande difficoltà per l'economia e le famiglie. Lo evidenzia Confagricoltura commentando i dati sull'inflazione diffusi dall'Istat. L'associazione sollecita interventi volti al recupero della redditività per le aziende agricole e al rilancio della competitività. 3 milioni di euro per i giovani agricoltori è quanto mette a disposizione la Regione per chi si affaccia al comparto agricolo. Il nuovo stanziamento si colloca all'interno della misura 112 del piano di sviluppo rurale. Nel bando c'è la possibilità di chiedere un premio di 15.000 euro per chi opera in zone di montagna e 10.000 in tutte le altre, che possono diventare rispettivamente di 38.000 e 26.000 euro in relazione agli investimenti che il giovane si impegna a realizzare. Maggiori informazioni sul sito internet della Regione Lombardia. Bene, per questa puntata è davvero tutto. Io ringrazio i nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questa puntata. Vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo alle 14.30 e alle 21.10. Vi invito a seguirci e a contattarci sulla nostra pagina Facebook. Grazie ancora per averci seguito. Buon proseguimento di serata su Mantova TV. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.